Pace e bene, iniziamo questa celebrazione eucaristica con il canto Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita e noi abbiamo creduto che il Figlio di Dio sei tu. Io sono il pane di vita, chi viene a me non ha più fame e chi viene a me non ha più sete, così ha detto Gesù. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita e noi abbiamo creduto che il Figlio di Dio sei tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel fonte battesimale hai rinnovato coloro che credono in te, custodisci tutti i rinati in Cristo perché, vinto ogni assalto del male, conservino fedelmente la grazia della tua benedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava, camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. E venne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fratelli che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su una barella, perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saron e si convertirono al Signore.
A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabita, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosina. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicino a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono 2 uomini a invitarlo. Non indugiare, vieni da noi. Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella aveva confezionato quando era ancora con loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse: Tabità, alzati. Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. La cosa fu risaputa in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Parola di Dio. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro:
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, abbiamo ascoltato come la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. E tutto questo nonostante la persecuzione che la prima comunità cristiana stava subendo. Nella pagina del Vangelo invece abbiamo ascoltato che molti dei discepoli di Gesù si rivolgono a Lui e dicono: questa tua parola, questo tuo insegnamento è troppo duro, chi può ascoltarla? Chi può metterlo in pratica? E molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Allora chiediamoci, e noi da che parte stiamo? Dalla parte di coloro che veramente credono alla potenza della sua parola, una parola piena dello Spirito di Dio, pieno della forza di Dio, e proprio per questo una parola capace di cambiare e donare vita eterna alla nostra vita? Siamo disponibili a fidarci veramente di quanto Lui desidera da noi e ci insegna attraverso la sua parola? Oppure la sua parola, i suoi insegnamenti, il suo Vangelo lo consideriamo troppo duro, troppo difficile da mettere in pratica? Pensiamo che la sua parola sia utopia, sogno irrealizzabile e non possibilità di vita. Oppure pensiamo che la sua parola sia troppo disumana, cioè fuori dalla portata dell'uomo. Infatti è parola di Dio, che il Signore desidera che diventi parola anche dell'uomo, per la potenza dello Spirito e con la fede che ogni uomo può mettere nei confronti del Signore Gesù, morto e risorto. In sostanza, siamo disposti anche noi ad accogliere questa parola di Dio e lasciare che questa parola ci renda sempre più a immagine e somiglianza del Signore Gesù, oppure siamo anche noi tra coloro che mormorano riguardo a quanto Gesù insegna e dice? Che anche dal profondo del nostro cuore, con sincerità, sorgano vere le parole che anche Simon Pietro rivolse al Signore Gesù. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Nessuno come te può insegnarci a vivere in pienezza la nostra vita. Nessun maestro, nessun Signore è capace di donarci vita piena, vita realizzata, vita felice, tanto quanto la puoi dare tu. Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Che queste parole diventino verità della nostra vita.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che è voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa veramente buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce, si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica, consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio, San Leopoldo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, dona pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il nostro Vescovo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, oggi Elda e Maria, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu solo hai parole di vita eterna. E allora noi, obbedienti alla sua parola, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, ma alla fede della Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che tolga i peccati del mondo, abbi pietà.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Come Maria, al numero 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Accetta dalle nostre mani come un'offerta a te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per ricordare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Preghiamo. Padre, custodisci con instancabile amore il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita
con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione anche di San Leopoldo, su di voi scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendete sempre gloria a Dio con la vostra vita. Andate in pace. Maria, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. 159. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amore.
Sancti